Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Sandra, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a 2 anni fa alla grande festa, 2 anni fa, nella 22esima edizione. La grande festa, l'anno scorso purtroppo non abbiamo potuto fare niente, abbiamo premiato lo stesso, abbiamo dato la beneficenza. Maurizio, io non sono potuta andare, Maurizio è andato a portare sia la pergamena e sia il contributo, i soldi a questa ragazza che ha questo problema di pelle, che non può prendere sole e si squama tutta la pelle. Quest'anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare qualcosa in più. Il comune ci ha dato questa sala consiliare e quest'anno abbiamo premiato questi genitori che hanno questo bambino che ha dei problemi molto seri, che deve andare a curarlo fino a Tel Aviv, in Israele. Adesso oggi ci hanno detto che verrà adesso una fisioterapista. Comunque da quando è stata la prima volta, che sono delle spese molto 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 grosse, il bambino è tanto migliorato e tanto cambiato. Adesso verrà una fisioterapista qui a fare. E poi abbiamo dato un gol per la vita a una dottoressa che è friulana, che è una ricercatrice e ci ha parlato che adesso sulla ricerca sul Covid, invece di fare i tamponi nasali, quello lì, quello salivare. Poi è una risorsa friulana, la cosa importante da sottolineare è questa, no? È friulana perché anche sono tutti che scappano all'estero per prendere più soldi o perché qui non so che non riescono ad avere uno sbocco nella loro professionalità. Invece lei è rimasta qui ed è anche una ricercatrice oncologa sul seno e anche sulla testa proprio, no? sul cranio. Sì. Comunque una bella festa, veramente molto sentita, e tutte le persone quelle poche persone che abbiamo invitato, pochi ma buoni, sì, ci hanno detto veramente una serata speciale. Certo, allora appuntamento al 2022. Sì, ci vediamo Omar, tu sempre presente. Mi sono già segnato. Va bene, grazie. Bene, grazie a te, complimenti ancora. Allora Maurizio, abbiamo sentito la Presidente per capire un po' questa edizione 2021, si riprende un po' il procedimento dopo la pausa forzata a causa il Covid. Quello che conta è che il club ancora una volta non è mai banale, no? Sì. Mi hai chiesto che particolarità ha questo club, io ho detto non siete mai banali perché non fate mai le stesse cose, ma questa è la cosa importante. Sì, anche quest'anno abbiamo cercato le persone più adatte a ricevere sia il riconoscimento che la beneficenza, e mi sembra di aver azzeccato anche quest'anno le persone giuste. Come ad esempio la famiglia Moroni, che aveva necessità proprio di fondi per le cure del proprio figlio. Per quanto riguarda invece il riconoscimento, è chiaro che è giusto premiare le persone che si contraddistinguono nel lavoro, in qualsiasi altra cosa, come la dottoressa Michela Wolfoni, che lavora biologa, che lavora
lavoro a Udine bisogna evidenziare e premiare il lavoro che fanno certe persone che magari non sono neanche calcolate. A noi piace questo, portare alla luce tutti questi discorsi e sottolineare l'impegno che danno certe persone sia sul lavoro, nello sport, in qualsiasi altro modo di fare o di vivere. Insomma, non resta che dire, mettere la palla al centro per un altro gol per la vita, edizione 2022. Sì. L'anno prossimo il 25esimo del club e quindi sperando che tutto vada per il meglio discorso Covid faremo una grande festa nell'auditorio, nella sala grande, naturalmente siete invitati, sei invitato anche tu Omar. Faremo una grande festa perché continueremo con la beneficenza, continueremo con il riconoscimento ma con tante altre cose, piccole sorprese che organizzeremo per il prossimo anno, a dicembre, nel 2022. Bene, auguri. Auguri anche a voi. Grazie all'Udinese Club SGN, una goccia nel mare, no? Si dice, una cosa importante per aiutarvi per quanto riguarda la vostra battaglia, no? Sì, come dicevo prima, stasera l'Udinese Club ha fatto proprio il gol nel nostro cuore, un gol di quelli importanti che non dimenticheremo mai, un gol della finale mondiale, perché veramente hanno voluto contribuire a darci una mano nel nostro percorso e nella rincorsa all'autonomia del nostro piccolo Manuele, quindi non ci saranno mai parole abbastanza giuste per ringraziarli. Senta, come abbiamo detto, un gol nel quotidiano, no? Perché l'aiuto è fondamentale, no? Sì, mamma mia, l'aiuto è fondamentale sotto tutti gli aspetti, economico ed emotivo, e qualunque tipo di aiuto serve a noi e serve a Manuele, quindi noi diremo grazie a chiunque ci aiuterà sia economicamente che anche solo emotivamente. Certo. Manuele, ci fai un saluto? Ciao! Cosa vuol dire un gol per la vita? Un gol per la vita significa raggiungere un obiettivo che ti sei prefissato a tutti i costi e vincere quello che ti vuole fermare, Certo. che nel mio caso è il Parkinson. Senti, tu sei una persona che dimostri che si può andare oltre l'ostacolo, no? Ecco, se dite questo è il messaggio più bello che per me possa arrivare alla gente. E soprattutto cosa dobbiamo aggiungere ancora, visto che siamo sotto le festività? Un buon Natale a tutti e perché no, un 2022 pieno di pedalate per tutti. Grazie, buon Natale anche a te. Grazie. Dottoressa, ci vuole spiegare che cosa di importante è emerso questa sera per quanto riguarda anche le iniziative legate alla sua attività? Questa sera il messaggio più importante che è passato è stato il fatto che le persone apprezzano tantissimo il lavoro che faccio e questo giorno dopo giorno mi fa continuare ad andare avanti e portare avanti proprio quelli che sono gli obiettivi della ricerca. I valori che sono passati questa sera sono davvero importantissimi e mi fanno capire quanto quello che io faccio in laboratorio poi abbia una reale applicazione nella vita quotidiana. Quindi sono veramente felice, è stata una serata bellissima. Senta, proprio per concludere, che messaggio lanciare in tempi in cui ci sono questi nuovi... Una volta c'era il detto, no? In Italia siamo un popolo di santi, poeti, navigatori e commissari tecnici. Oggi siamo un popolo di virologi e dottori su Wikipedia. Che messaggio lanciare invece? Io penso che indipendentemente dalla figura professionale che ciascuno di noi ricopre, l'importante è quello di andare avanti e lavorare assieme e mettere insieme le proprie forze per raggiungere i propri obiettivi, indipendentemente da quali essi siano. Bene, buon lavoro e soprattutto buone feste anche a lei. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.